Benvenuti. L'iniziativa promossa da Confagricoltura vede come partner l'Associazione Italiana Sommelier del Veneto e consta nel farsi recapitare a casa i prodotti che i nostri produttori del nostro territorio mettono a disposizione. Io mi sono rivolto all'azienda Dea Rivalta di Bigolino di Valdobbiadene. Siamo quindi nella culla della denominazione Corneliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG. Mi sono fatto recapitare a casa questo vino, si chiama Solitario. È uno spumante dry, nella versione dry. È uno spumante che ha avuto un metodo Martinotti di circa 2 mesi ed è, quindi nella versione dry siamo in una tendenza a boccato, quindi, e il residuo zuccherino è attorno ai 26 grammi litro. La produzione di questo vino è attorno alle 20.000 bottiglie. Andiamo ad aprirlo, eccolo. Teniamo presente che appunto questo vino è ottenuto da una prima spremitura. Scende nel calice piuttosto leggiadro. Come possiamo vedere, eccolo, è piuttosto di un giallo paglierino anche abbastanza tenue, però la spuma è davvero copiosa. Fa festa soltanto a guardarlo. Proviamo a sentire anche al naso. Beh, al naso c'è questo impatto floreale molto importante e anche questa quasi una macedonia di frutta. Il fatto floreale mi parla soprattutto di glicine e soprattutto anche di fiori d'acacia, mentre la parte fruttata è altalenante tra una pesca bianca, una mela e anche un po' di pera. Proviamo ad assaggiarlo. Entra in bocca un bello, pimpante, c'è il residuo zuccherino e la parte fresca che si bilanciano in maniera perfetta, vorrei dire. Ecco che quindi tutta la leggiadria del mondo, anzi questo universo prosecco, la ritroviamo in questo calice. Con cosa lo potremo abbinare? Ma potremmo dire molto facilmente con anche la biscotteria secca, secondo tradizione, ma io vorrei azzardare qualcosa di diverso. Perché non provare con dei fiori di zucca con all'interno un'alice e farlo in una tempura alla birra? Provate i prodotti del nostro territorio. Prosit!